ecco qui e là. Raran, raran, il cuore batte già. Raran, raran, com'è quel passo là? Eccolo qua. Raran, ci siamo già. E allora andiamo a cominciare. Ma sì, perché parlarne qui? Si sa, fa tutto come va. Ma no, non ve ne parlerò. Vabbè, facciamo finta che io sono qua. L'orchestra c'è. Maestro, vai! Era incontriamo Fast Beauty Irene Bonante. Bentornati, buonasera a tutti. Amici voi in studio, bentornati, bentrovati. Siamo qui, solo per te, Bentornati. La Rasma Band, adoro. Allora siamo con Carlo, Sì. con Carlo Alfaro, il nostro pediatra. Grazie di essere venuto da Torrento a trovarci questa sera, quindi ti liberiamo come era previsto perché hai tantissimo da fare, ti svegli molto presto con i tuoi bambini e gli adolescenti. Sì. Infatti tu sei consigliere della Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza. Perché è importante, secondo te, una figura specializzata nella cura degli adolescenti? Oggi si è capito, caro Antonio, che è molto importante, si è capito a livello internazionale, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di avere particolare attenzione per questa fascia d'età, che è una fascia d'età critica, non sono più bambini, ecco, e non sono ancora adulti, ma è una fase di transizione che richiede delle cure specifiche, delle attenzioni specifiche, perché in tutto il mondo sono esposti a problematiche di tipo soprattutto psicosociale. Parliamo per esempio della dipendenza da sostanze di abuso, da sostanze psicoattive, alcol, droga, fumo, parliamo delle malattie sessualmente trasmesse, dell'approccio a una sessualità che diventa sempre più rischiosa, dell'uso molto spesso distorto di internet, quindi dell'epidemia di obesità, tante problematiche che richiedono un medico che abbia delle competenze specifiche per occuparsene, che può essere un pediatra, un medico dell'adulto o una figura appositamente formata nell'ambito della medicina. E anche perché poi è proprio in adolescenza, tutti noi lo ricordiamo, che si formano quei valori, quelle abitudini, quegli stili di vita che ci porteremo per tutta la vita. Quindi dobbiamo avere una particolare attenzione per questa fascia d'età che può sembrare sana, le grandi paure di quando sono piccoli sono sfumate, ma ci sono nuove problematiche verso le quali dobbiamo essere attenti, anche perché è una società che cambia, che diventa molto complessa e noi adulti possiamo non essere al passo con le esigenze, con le necessità di questi ragazzi. Scusami, mi intriga molto e ti teniamo qui un esperto che è un carissimo amico nostro del Fast Beauty e ci può dare un suggerimento proprio l'obesità dei bambini, tutto questo mangiucchiare dolciume. Da che età, Alessandro, dobbiamo preoccuparci di questo aspetto? Beh, secondo la Società Italiana di Pediatria, già i primi 1000 giorni di vita, a partire quindi dalla gravidanza, sono importantissimi per formare quella che è la coscienza alimentare del bambino e già in questi primi giorni di vita vanno evitati assolutamente alcuni alimenti come il sale e lo zucchero che poi abituano ai sapori dolci un bambino, predisponendolo ad un aumento di peso, a sovrappeso e all'obesità, che hanno una forte incidenza in Italia e soprattutto in Campania, regione che ha, diciamo, veste la maglia nera con un aumento il primato di bambini obesi e sovrappeso. Sì, mentre invece psicologicamente con te? Beh, l'adolescenza è una fase delicatissima, Certo. è una fase di sfida. I ragazzi hanno bisogno di sentirsi capaci di scoprire nuovi territori ed è per questo che è una fase complicata soprattutto per i genitori. Ci sono dei genitori che riescono a fare il loro ruolo, ad assolvere la loro funzione e che poi entrano in crisi, entrano in grande difficoltà in quella fase, nel senso che molto spesso mi chiedono come faccio a capire mio figlio, non riesco più a gestirlo, perché loro necessitano appunto proprio di mettersi alla prova per capire se sono in grado di esplorare nuovi territori, quindi il
gruppo degli amici, il gruppo dei pari, con la consapevolezza che i genitori sono È anche un di fattore riferimento. ereditario, perdonami, Dot. Allora, considera che è importante anche come i genitori hanno vissuto la loro adolescenza. Questo è un aspetto che viene un po' tramandato. Se ci sono dei genitori particolarmente ansiosi, inevitabilmente andranno ad innescare delle modalità di comportamento con i figli che molto probabilmente saranno assorbiti dagli adolescenti stessi, e quindi ci saranno degli adolescenti più ansiosi, più in difficoltà nella gestione A proposito della loro dell'ansia, vita. scusami, Alessandro, mangiare con velocità, molto spesso mi noto i bambini, sai, gli adolescenti, sto panino veloce divorato in 30 secondi, che cosa comporta a livello di digestione? Ma sicuramente in gergo viene definita tachifagia, quindi questo alimentarsi in modo estremamente veloce che dal punto di vista tecnico fagocitiamo anche aria, e quindi poi tutte le complicazioni associate all'assunzione di aria insieme al pasto che rendono più difficoltosa la digestione, ma generalmente nell'adolescente, come si suol dire, si digeriscono anche le pietre, quindi questo è l'ultimo dei problemi. Più che altro, diciamo, si perde quel momento di stare a tavola e assaporare bene il cibo, quindi Certo. è come se uno non avesse mangiato. La ginnastica, palestra, educarli dalla più tenera età al rispetto del proprio corpo, è vero, Dot? Sì, io credo che di fronte a questa epidemia di obesità ci sono due grandi elementi che dobbiamo considerare: i cambiamenti degli stili alimentari. Noi italiani dovremmo essere i paladini della dieta mediterranea di cui siamo la culla, eppure ne siamo dei traditori, perché la dieta mediterranea ormai si è contaminata con il cibo spazzatura. E poi il movimento, purtroppo anche in questo senso in Italia si fa molto poco per il movimento dei bambini, abbiamo delle percentuali di sedentarietà nei bambini e nei ragazzi che sono vergognosamente alte rispetto anche alla media europea, quindi sono due fattori indipendenti, l'alimentazione e il movimento, su cui noi medici dovremmo intervenire in maniera molto incisiva, molto efficace. Grazie di questa bella testimonianza. Carlo, internet, l'abbiamo citato prima, è diventato cruciale nella realtà degli adolescenti di oggi. Purtroppo sì, oggi i ragazzi vivono da prestissimo, da giovanissimi, da bambini. Si pensa che oggi già a 8 anni una percentuale elevata di bambini possiede uno smartphone. Oggi c'è stata questa migrazione. Bambini che età, Carlo, più o meno parliamo? Già dagli 8 anni, 8-9 anni già cominciano, e man mano che crescono nella prima adolescenza l'uso se ne fa sempre più intensivo, lo usano senza sosta, non è più come il computer. Adesso, da che c'è stata questa migrazione dal computer al cellulare, è ancora peggio, perché ancora meno è possibile per i genitori esercitare un controllo sul cellulare, ancora più è possibile una connessione H24 che crea una vita artificiale, una seconda vita che per noi adulti sembra virtuale, quindi capiamo che quel like può avere un valore del tutto relativo, perché siamo attrezzati dalla nostra maturità a comprenderlo, ma per un adolescente, per un ragazzino, per un bambino, da quella vita virtuale non c'è differenza con la vita reale. Un dolore, un'azione di cyberbullismo, per esempio, quindi un'azione di bullismo vissuta sul web, ha degli effetti devastanti, sono cicatrici da cui non si guarisce. Abbiamo visto casi di cronaca, purtroppo, tragici. in questo caso. Allora Carlo, ricordiamo ai nostri amici come contattarti. Il tuo studio è a Castellammare, se non ricordo male. Sì, mi si può contattare facilmente perché sono su Facebook, Carlo Doc Alfaro, perché Doc è un po' il mio nome d'arte, certo. Oppure Doc Carlo Alfaro, sono due profili, oppure la mail carloalfaro@tiscali.it, ma non per scopo commerciale, ma per la volontà di diffondere dei messaggi di salute, che credo sia un po' la missione vera del nostro lavoro di professionisti della salute. Assolutamente. Come per voi la assolutamente. vostra missione è di diffondere messaggi di cultura, di arte e di amore. E tu sei bravo anche in quello, perché sei attivo a 360 gradi nel campo della cultura in Penisola soprattutto. Grazie. Grazie Carlo, è stato un piacere averti con noi, torna a trovarci Grazie. naturalmente. Grazie.